Forse non tutti ricordano che gli ultimi campionati del mondo di sci a Cortina hanno avuto un precedente alquanto illustre, i mondiali del 1941. A riportare alla luce quel periodo è stato il giornalista e scrittore Massimo Spampani, firma del Corriere della Sera, orgogliosamente cortinese di nascita ma veneziano d'adozione. Lo racconta in un bel libro, Sci, amori e follie di guerra, pubblicato con la casa editrice veneziana El Quero. Ci fu un'edizione nel 1941, pochi lo sanno, che si svolse regolarmente, anzi con grande entusiasmo, voluta dal regime fascista, quando l'Italia era già in guerra da 8 mesi, ma che vennero annullati poi nel 1946 dalla Federazione Internazionale dello Sci, perché vi parteciparono solo le nazioni alleate dell'Italia e della Germania. In questa atmosfera si svolge la vicenda dei miei personaggi del mio romanzo. Bisogna pensare che Cortina nel 1941 festeggiava con questi campionati come se nemmeno la guerra ci fosse, una vicenda completamente surreale, con balli, con feste, che la guerra era distantissima, e se era una guerra era solo la guerra vincente dell'Italia, della sua marina, del suo esercito, ma si faceva finta di niente. Soddisfatto del lavoro svolto, l'editore veneziano Davide Livieri. Cerchiamo di essere coerenti, è proprio la qualità e la piacevolezza nella scrittura che deve essere sì appunto ricercata ma anche leggera. Questo proprio perché si cerca di comunicare sempre più che i libri ci possono in breve tempo rendere persone migliori.